Scatman's World. Veneziano. Allora ragazzi, siamo alla terza gara, Gulfire Bahrain, Gran Premio del Bahrain GP, 34 laps, assolutamente il 60%. Comunque ragazzi, volevo solo dire una cosa, volevo ringraziare Pietro che mi ha gentilmente passato il link per una mod di GP4 modalità 2014 che è una mod fatta da lui, una mod privata. E adesso non posso usarla per questa serie per problemi di risoluzione, perché purtroppo ha delle risoluzioni diverse rispetto a questo, e dopo purtroppo in video non risulta gradevole, ma è bellissima. E infatti sotto questo video ho il link di un forum dove c'è questo ragazzo che consiglia un forum bellissimo, tutti stra-appassionati di Formula 1, gente stra-esperta, e quindi consiglio veramente quel forum appunto perché è molto interessante per tutti noi appassionati di GP4 e Formula 1, sono iscritto anch'io, quindi bene. Ecco ragazzi, qualificazioni del Bahrain. Ricciardo incredibile ancora a pole, cioè, Ricciardo sta dominando le pole position, cioè incredibile. Poi Bottas, Williams scatenate, Alonso che è il nostro pilota ragazzi, scelto da voi, Button, Massa, Magnussen, Raikkonen settimo, Hamilton ottavo, Hamilton veramente boh, Rosberg addirittura nono, quindi Mercedes molto indietro, Vettel decimo, migliorato un po', Bernie, Chiat, Sutil, Hülkenberg, Perez, Gutierrez, Chilton, Kobayashi, Bianchi, Ericsson, Maldonado, Grosjean, Lotus sempre più in difficoltà. Ragazzi andiamo chiaramente nella prevista pioggia. Vai ragazzi, stiamo su Alfonso, chiaramente Gran Premio notturno in Bahrain, prima volta nella storia, sempre stato un Bahrain con una gara di giorno, c'è questa volta di notte. Stiamo su Alonso, dai ragazzi, dai Alonso, mi raccomando, come a Sepang. Vai, ultima luce rossa e si parte ragazzi, Gran Premio del Bahrain, terza tappa del mondiale. Vediamo cosa succede, spero non ci siano incidenti o comunque cose brutte in partenza, soprattutto per il nostro Alonso. Alonso almeno detiene la terza posizione, Alfonsino bravo, Alfonsino la tiene, Ricciardo perde la posizione su Bottas, la Williams ne vuole già andare, occhio, mamma mia ragazzi, Raikkonen intanto è quinto, ha guadagnato 2 posizioni. Vediamo un po' le classifiche, Hamilton ottavo, Massa settimo, Rosberg, Vergne, Vettel undicesimo, in difficoltà stavolta Rosberg. Alonso vuole subito superare ragazzi, stiamo su Alfonso, Gran Premio notturno. Dai Alfonsino, dai Alfonsino. Vediamo un po' gli altri, vediamo un po'. C'è qualche duello interessante subito all'inizio. Bottas se ne vuole andare, Alonso deve fare presto a superare Ricciardo, cazzo. È incredibile queste Williams però, incredibili queste Williams. Dai Alfonsino, dai Alfonsino. Noi vogliamo Alfonsino, noi vogliamo Alfonsino. Alfonsino su Ricciardo. Vai, prendi la scia Alfonso, vai Alonso, vai Alonso, vai Alonso, vai Alonso, Alonso, giro record di botta sullo 36, 349. Bravissimo Alonso, bravissimo Alfonsino. Quanto me lo godo Alfonsino. Tanto attenzione, bandiere gialle. No, un secondo, quindi forse sono un testacoda veloce. Adesso Alonso può subito andare a caccia di Bottas. Vettel undicesimo è sempre fuori dalla zona punti, incredibile, cioè ragazzi, Vettel veramente disastroso, cioè. Invece Ricciardo va sempre bene, è pazzesco. Lap 2, secondo giro in corso. Button, Raikkonen, le due Mercedes vicine. Mercedes oggi un po' in difficoltà.
Andiamo un po' nella parte, insomma, del gruppo un po' così. Nico Rosberg nono con Hamilton ottavo. Mercedes in difficoltà in Bahrain. Attenzione, Rosberg tenta di superare Hamilton. E Rosberg forse ce la fa, sì ce la fa, non ce la fa. Attenzione, quasi lo scontro tra le due Mercedes, pazzesco. Giro record di Bottas, 1.32.715 intanto. Mamma che rischio tra le due Mercedes però, mamma che rischio, mamma che rischio. C'è qualche duello indietro, eccolo qua. Hülkenberg, Vettel ragazzi, grosse difficoltà per Vettel. Vettel è sprofonato al 14° posto, niente da fare, proprio boh. Hanno fatto una mod anti-Vettel probabilmente. E anche sulla mod va proprio sempre male, cioè no, è incredibile. Incredibile Sebastiano. Vabbè, meglio così. Qua c'è un bel duello. Raikkonen quinto tra le due McLaren di Magnussen e Button. Duello molto interessante, comunque molto vicino Alonso a Bottas. Posizioni che non sono delineate, sono ancora tutte in... Tutte le posizioni possono cambiare ragazzi, è pazzesco. Bella gara finora, bellissima gara. Peccato non poter usare la mod di Pietro che è più bella. Il problema è che con la risoluzione si vede malissimo dopo in video, si vede bene giocando ma male nel video. Attenzione anche le Mercedes di là. Guarda che pazzi, guarda che pazze! Guarda che pazze le due Mercedes, incredibile! Le due Mercedes sono... Attenzione, attenzione, la McLaren qua con la Ferrari. Eccolo qua, Magnussen ce la fa. Magnussen ce la fa. Bel sorpasso di Magnussen. C'è Bottas, c'è la Williams di Bottas. Attenzione, mamma mia. C'è di Massa, scusate, Massa con Raikkonen. Raikkonen tiene la posizione. Andiamo un po' indietro se c'è qualche problema, qualche casino. Ragazzi, il nostro Alfonso è vicinissimo a Bottas. Ha recuperato un altro decimo. Dai Alonso, abbiamo Alonso. Nella prossima gara penso che la scelta sarà tra Bottas, Ricciardo e Magnussen. Queste Williams, se continuano così ragazzi, veramente sarà un duello Ferrari-Williams quest'anno, Mondiale nato così ragazzi, con un Vettel disastroso, Ricciardo invece molto molto positivo. E Alonso comunque ha un passo che secondo me può superare il buon Bottas. Giro record di Bottas 1.32.684. Attenzione qua, Rosberg su Raikkonen. Eccolo qua il sorpasso. Mamma mia che duello. Mamma che duello. Per il momento nessun ritiro dopo 5 giri. E così insomma gara già emozionante. Alonso ha perso qualcosa sul buon Bottas e la cosa non mi piace. Stiamo sul leader della gara, Valtteri Bottas. La Williams ha vinto la prima gara con Massa, seconda vittoria per Alonso a Sepang, e questa terza qua è una lotta finora tra Ferrari e Williams ancora. Questa Williams Martini Racing. In questo Gran Premio del Bahrain. E Alonso è più indietro adesso, sì.
questo momento ci sono pochi duelli, posizioni un po' più delineate adesso. Michel Bianchini 18esimo, 19esimo, 100 giro, record di Bottas 1.32.612. Un ritmo indemoniato per Bottas. Mamma mia le Lotus, mamma mia le Lotus. Lotus veramente disastrose. Bottas è sempre più dominatore. Alonso ha recuperato di nuovo 2 decimi, perde, guadagna, perde, guadagna. Dai Alfonsino, su. Conquistare il secondo posto va benissimo. Però è chiaro che con Alonso secondo è dura, perché comunque ne prende punti anche Alfonso. Vediamo un po'. Eccolo qua il duello, oh, finalmente forse un duello, o di qua, no, anche di qua. Perché le macchine sono vicine ma non così vicine da tentare sorpassi. Gisone al 9° posto, dopo 2 ritiri scandalosi a Melbourne e Sepang. Camera car per Nico Rosberg, sentiamo il motore Mercedes. Scusate ragazzi, ho sistemato una cosa. No, qua vediamo. Vergne, 13° posto per Vergne in duello con Hülkenberg. Può finora nessun ritiro, pazzesco. Gran premio molto tranquillo, rispetto ai primi due, soprattutto Sepang, sì, Sepang con 2500 testa coda, incidenti, ritiri, sorpassi, cioè chiaramente con la pioggia anche è diverso. E qua il povero Sebastiano 14°, mamma mia, fa strano vedere Vettel così indietro. E non si scorda questa posizione dal 13° barra 15° posizione. Eccolo qua, Kvyat e Hamilton, eccolo qua. Anche Hamilton, veramente Hamilton e Vettel le due grandi delusioni finora. Eccolo qua il russo che supera tranquillamente Gigione e Hamilton, pazzesco. Pazzesco Hamilton, veramente. Un disastro, la la. Alonso è a 1,6 ha perso parecchio adesso, Magnus è in 5° posto con la bandiera russa, non si capisce il perché, è l'unico maneggio. Stiamo un po' sul nostro Fernando Alfonso, il pilota di oggi. Dai Alfonsino, cazzo, ha perso di 2 secondi, 2 decimi, che do coglioni, no? Male Alonso, male, male, male.
Però la Ferrari sta andando veramente bene, con Alonso ha fatto veramente un secondo, un primo e il suo secondo, veramente è stra in forma la Ferrari, magari anche invece in realtà facciamo troppa fatica, ma nel mondiale comendiano la Ferrari domina. Posizioni delineate, proprio non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Noi vogliamo il ritiro di Bottas, Ricciardo, Button, Magnussen, Massa, tutti insomma. Deve rimanere solo Alfonso. Oggi è fondamentale con Alonso fare punti. E poi la prossima gara abbiamo detto o Bottas o Ricciardo o Magnussen. Beh, Vettel neanche non lo metto nella lista perché veramente, cioè, è più forte Bianchi, forse ho più possibilità di fare punti con Jules Bianchi. Il leader della gara, Valtteri Bottas. Fino a questo momento gara pulita, nessun incidente, nessun ritiro, sorpassi non tantissimi, gara un po' così. Però nella Formula 1 i colpi di scena sono dietro l'angolo, quindi non si sa mai, può sempre succedere qualcosa. Niente da fare. Camera car per Nicolino Rosberg, settimo posto per lui. Rosberg ha un secondo e 3 da Pippo. Sì, un secondo e 3, bravo Come. Raikkonen, ottavo. Innominabile nono. Decimo Hamilton. Il nostro buon Vettel è sempre 14esimo. E si gode la. Ultime, sempre le Lotus. Bravo Maldonado, mi sta piacendo Maldonado. La lero, la. Gran premio ragazzi. Non ci sono sorpassi sto gran premio, cioè veramente abbiamo beccato un po' come la realtà, una gara un po' noiosa. Speriamo veramente in qualcosa, in qualche ritiro per renderla un po' più emozionante, perché fino adesso sinceramente posizioni stra delineate. Se Alonso arriva secondo, noi va bene, 2 secondi e 2, però è veramente indietro adesso, sta volando Bottas. E Bottas vola la. Pit closed. Magnussen, Ricciardo, attenzione. Magnussen in quarto. Problemi per Ricciardo. Pazzesco. Finalmente un colpo di scena. Ricciardo saluta il Gran Premio del Bahrain. Ritirato. Vediamo il problema. Problema elettrico per Ricciardo. Bye bye Red Bull. E si gode. Bandiere gialle, intanto sventrano i commissari. Primo ritiro ragazzi. Primo ritiro per Daniel Ricciardo. Red Bull veramente adesso
possibilità di fare punti veramente nulli perché Vettel dorme. E finalmente un ritiro, che cazzo, noi vogliamo i ritiri. Hamilton nono, decimo Perez. Ok, auto Ricciardo. Vettel recupera la posizione, sarà contento, 13°. È veramente un colpo di scena inaspettato, non mi aspettavo il ritiro di Daniel. Vediamo un po'. Thierrez. Strano che non sia ancora ritirato Maldonado, che di solito Pastor veramente si ritira ogni 3 secondi. Eccolo qua ragazzi, questo è veramente il camera car più voluto ragazzi. Pastor Maldonado. Siamo nel corso 12° giro ragazzi, Bottas sta letteralmente dominando adesso. 2 secondi e 2. Per Bottas è veramente il primo successo in carriera, un successo veramente importantissimo per la Williams. 2 successi in 3 gare tra Massa e Bottas, ciao veramente. Massa comunque è quinto, una Williams perfetta. Tenuti un po' la Mercedes oggi, forse McLaren bene, terzi e quarti. Però la gara è ancora lunga, possibilità di vaneggi ce ne sono infiniti. Questa gara mi sta esaltando un po' poco perché ci sono pochi colpi di scena, a me dispiace, pochi duelli purtroppo. Però il Bahrain è sempre stata una gara un po' così, cioè una gara un po' balorda diciamo. Nicolin. Nicolino Massa, sono tutti un po' lontani però. Sì, no, veramente non c'è un duello neanche per sbaglio. Porca di quella porca. Eccolo qua il duello ragazzi, il duello che non ti aspetti. Bianchi Grosjean ragazzi, proprio il duello dei sogni. 13° laps. Ok. E Valtteri Bottas. Per un bel ritiro di Bottas sarebbe bello, porca puttana, così Alonso è primo, dai, cazzo gufiamo. Il telecronista che gufa. Bottas, problemi, niente da fare, niente da fare. Comunque questo primo Gran Premio del Bahrain notturno veramente, tantissima gente sugli spalti. Un Gran Premio del Bahrain, appuntamento che non può mancare nel circus della Formula 1. Anche se Eccleston e Montezemolo si sono lamentati, attenzione. Attenzione, incredibile Gigi ancora. Cioè ragazzi, non ho parole. Terzo ritiro stagionale. Motore in fiamme ragazzi. Non so cosa dire. Per Hamilton e Vettel è veramente un dramma. Dramma sportivo per Hamilton. Terzo ritiro. Problemi al motore. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Qua il commissario sta portando via la macchina, la Mercedes di Gigione Hamilton. Veramente crisi nera. E Hamilton veramente lascia la macchina sconsolato. Si potrà consolare forse con le sue 1000 morose
le sue 1000 fidanzate zoccolone, ma Hamilton lascia la gara. Ma si sventono le bandiere verdi. Pazzesco Hamilton, veramente, sono senza parole, fiori. 3 ritiri consecutivi. Adesso se ne vanno le bandiere gialle. Che sfiga, oh mamma mia, che sfiga per Gigione. Raikkonen, Chiat. Vettel è 12esimo, ragazzi. Vettel sta recuperando posizione, attenzione. Quindicesimo laps. Pit end, ragazzi, è prevista la sosta ai box per il Seba. Attenzione, no, attenzione! Incredibile anche Vettel, problema. Ovvio, è pazzesco, Vettel non si è ritirato ma non è mai andato a punti. E oggi si ritira anche il Seba. Pazzesco. Pazzesco, ragazzi, Vettel e Hamilton. Cioè, mai vista una roba del genere, Fiori, la sfiga delle sfighe. E Vettel ci prova anche a tenere, ma se ne deve andare, ragazzi. Ritiro per Vettel, ritiro. Il motore se n'è andato, Impressionante, cioè, 2 campioni del mondo ridotti così. Ma forse vai ai box, non riesce ad andare ai box a sto punto. Ma la vedo molto dura. La macchina non ce la fa più. Forse vai ai box. Forse ce la fa. Non ce la fa. La macchina è andata. Ritiro anche per Vettel che se ne va. Ritiro per Sebastiano Vettel. Terzo ritiro, ma questo è veramente pesante perché anche lui poteva fare qualche punto, magari tentare come Hamilton. E invece ritiro anche per Seba. Bandiere gialle nel settore 3, alla fine del settore 3, inizio del settore 1. Mamma che ritiro. Devono ancora arrivare i commissari. Tanto si sventano le bandiere gialle. E anche Vettel è fuori. Pazzesco Beppe. Ma poi qua anche nella Formula 1 c'è Beppe, ragazzi, come nel calcio. Proprio motore pieno per Seba. Raga, finisce la prima parte del Gran Premio del Bahrain. 3 ritiri. Intanto Alonso va ai box. Quindi stiamo su Alonso ai box e poi... Eccolo qua. Pazzesco comunque, Hamilton e Vettel, boh, forse veramente quelli delle mod, di questa mod qua, c'erano questi 2 piloti perché, cioè, è incredibile, in 3 Gran Premi 0 punti per di tutti e 2, cioè, è veramente incredibile. Comunque Alonso esce dai box, sosta abbastanza veloce, e adesso vediamo. Adesso sarà nella seconda parte, inizieremo con il valzer dei pit stop. Raga, un saluto dal commendone veneziano, seconda parte. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.